Ebbene sì, dopo un precampionato itinerante per l'Udinese, in quel di Klagenfurt e Linz, passando per la trasferta di Atene, passando anche per Lignano, la formazione bianconera di Stefano Colantuono domani tasterà finalmente con i propri scarpini, con i propri tacchetti, il campo dello Stadio Friuli. Sarà un'occasione ovviamente importante, magari la data non la segneremo sul calendario storico del nuovo impianto nel nuovo Stadio Friuli, ma sicuramente sarà una data molto interessante da seguire, con il doppio appuntamento che ci sarà con le due amichevoli contro l'Al-Hilal prima e contro la SPAL poi. Contro la SPAL la formazione di Lega Pro, impegno serale che vuoi per molti motivi ruba un po' più di fascino agli occhi degli spettatori, che potranno arrivare qui occupando però soltanto i posti di tribuna centrale, ma potranno assistere a quello che è lo spettacolo che regala il nuovo stadio con i suoi seggiolini colorati. Avranno l'opportunità i tifosi di vederlo sotto un nuovo punto di vista e soprattutto con la squadra in campo, in attesa della prima partita ufficiale con il pubblico, con il nuovo impianto che aprirà i nuovi settori nella prima giornata di campionato casalinga, che il calendario ha designato essere quella contro il Palermo del 30 agosto. Nemmeno per la gara di Coppa Italia, che sarà contro la vincente di Novara l'Aquila, ci sarà ancora possibilità di prendere posto nei nuovi settori. Parlando proprio dei nuovi settori, ormai praticamente per tre quarti, come abbiamo sempre detto, lo stadio è completo. Anche per quanto riguarda le finiture esterne, abbiamo seguito con le notizie sul sito ufficiale bianconero che lo skyline è anche completo, sta venendo smobilitato anche tutto quello che è il cantiere nella curva nord e anche nel settore laterale, cantiere che ormai è concentrato unicamente nella curva sud che però rispetta ampiamente quelle che sono le tempistiche, il cronoprogramma, quel termine che abbiamo imparato a conoscere proprio nel corso della costruzione del nuovo Stadio Friuli. È stato costruito anche l'ultimo semicerchio che completa il perimetro dello stadio, lo abbiamo già testimoniato, e tra l'altro in questo semicerchio appaiono anche i primi gradini, tra l'altro completi anche già con i gradini bassi, mentre i gradini alti sono stati piazzati per tutta l'interezza della curva sud, che come detto sta crescendo. Poi ci sarà la copertura e tutte le finiture anche per quanto riguarda la curva che si trova di fronte a quella nord, che sarà completata entro la fine dell'anno. Il direttore Rigotto ha segnato la data sul calendario, la partita Udinese-Juventus, che sarà una delle prime del 2016. Per quella data e non oltre sarà pronto tutto lo stadio, però come detto senza tuffarci troppo in là nel tempo ci concentriamo con il doppio appuntamento di domani, questa doppia amichevole sicuramente molto interessante, dove con i propri occhi voi tifosi bianconeri potrete vedere la bellezza del nuovo impianto che ormai è praticamente completo. Ebbene sì, dopo un precampionato itinerante per l'Udinese, in quel di Klagenfurt e Linz, passando per la trasferta di Atene, passando anche per Lignano, la formazione bianconera di Stefano Colantuono domani tasterà finalmente con i propri scarpini, con i propri tacchetti, il campo dello Stadio Friuli. Sarà un'occasione ovviamente importante, magari la data non la segneremo sul calendario storico del nuovo impianto nel nuovo Stadio Friuli di Novara l'Aquila, ci sarà ancora possibilità di prendere posto nei nuovi settori. Parlando proprio dei nuovi settori, ormai praticamente per tre quarti, come abbiamo sempre detto, lo stadio è completo. Anche per quanto riguarda le finiture esterne, abbiamo seguito con le notizie sul sito ufficiale bianconero che lo skyline è anche completo, sta venendo smobilitato anche tutto quello che è il cantiere nella curva nord e anche nel settore laterale, cantiere che ormai è concentrato il nuovo stadio con i suoi seggiolini colorati. Avranno l'opportunità i tifosi di vederlo sotto un nuovo punto di vista e soprattutto con la squadra in campo, in attesa della prima partita ufficiale con il pubblico, con il nuovo impianto che aprirà i nuovi settori nella prima giornata di campionato casalinga, che il calendario ha designato essere quella contro il Palermo del 30 agosto. Nemmeno per la gara di Coppa Italia, che sarà contro la vincente, ma sicuramente sarà una data molto interessante da seguire, con il doppio appuntamento che ci sarà con le due amichevoli contro l'Al-Hilal prima e contro la SPAL poi. Contro la SPAL la formazione di Lega Pro, impegno serale che vuoi per molti motivi ruba un po' più di fascino agli occhi degli spettatori, che potranno arrivare qui occupando però soltanto i posti di tribuna centrale, ma potranno assistere a quello che è lo spettacolo che regala unicamente nella curva sud che però rispetta ampiamente quelle che sono le tempistiche, il cronoprogramma, quel termine che abbiamo imparato a conoscere proprio nel corso
della costruzione del nuovo Stadio Friuli. È stato costruito anche l'ultimo semicerchio che completa il perimetro dello stadio, lo abbiamo già testimoniato, e tra l'altro in questo semicerchio appaiono anche i primi gradini, tra l'altro